di freddi, e quindi abbiamo sviluppato, qualcuno di noi già in maniera molto artigianale si vestiva col neoprene, cioè la muta da sub, proprio perché nel mondo Harley, soprattutto nel mondo custom, noi si guida tutto l'anno, differentemente che negli altri ambiti. E quindi abbiamo sviluppato questo tipo di felpa che ci permette di andare in giro un po' più caldi che con quello che oggi è presente sul mercato, quindi ha avuto un buon riscontro di vendite. Poi alle nostre spalle ce n'è una, diciamo, con un cappuccio incorporato? Sì, quella è un'altra idea che ho avuto circa 3 anni fa. Praticamente in questa maniera evito il problema della bandana, che diciamo è molto divertente, però può essere anche scomoda e anche inutile. Praticamente noi abbiamo questo cappuccio che permette di chiudere completamente il motociclista sotto il casco e viaggia tranquillo, caldo, con il viso riscaldato e voilà, problema risolto. Al Motorbike Expo di Verona siamo con Henry Marinelli, che è il titolare della Marinelli Motorcycles, costruttori di motociclette. Le possiamo ammirare qui all'interno dello stand espositivo. Ma Henry, raccontaci in particolare di una motocicletta alla quale sei molto affezionato. Sì, una delle moto alla quale sono più affezionato è la moto che con il bagno in oro 18 carati, dove è stata costruita interamente a mano da me e dai miei collaboratori. In particolare ci tenevo a nominare Ciro, che mi ha dato una mano nella costruzione del serbatoio e della sella, e di Roberto, che è un altro mio carissimo amico che mi ha aiutato nel modificare il motore e maggiorarlo con dei pezzi speciali come valvole in melanite, pistoni S&S maggiorati. Abbiamo fatto veramente un bel lavoro ed è uscita fuori veramente una bella moto. Diciamo che se costruiamo una moto completamente da zero, il tempo di manifattura è all'incirca 2-3 mesi se una parte dei prodotti che vengono montati sulla moto sono aftermarket. Mentre se parliamo nello specifico come una moto del genere, dove tutti i pezzi sono stati realizzati completamente a mano, tipo serbatoio, sella, supporti, pedane, comandi e tanto altro, allora il tempo si allunga un poco, perché ogni pezzo è unico e non ce n'è un altro in giro. L'unicità della moto quindi da Marinelli Motorcycles, ma anche l'abbigliamento? Dall'abbigliamento ai caschi, ai prodotti originali Harley Davidson, ad un magazzino ricambi anche per altri meccanici che forniamo, come guarnizioni, olio, filtri e ricambi specifici proprio per le moto. Noi trattiamo solamente Harley Davidson e Buell, non trovate altri tipi di moto da noi, siamo quasi monomarca. Possiamo vedere come l'affluenza è veramente tantissima oggi al Motorbike Expo di Verona. E qual è la tua percezione di questo evento, che veramente è diventato molto importante nel panorama motociclistico anche a livello internazionale? Diciamo che quest'anno è arrivato veramente ad un ottimo livello. Man mano che andiamo avanti con gli anni, anche la qualità anche degli altri costruttori sale sempre di più, in modo tale che c'è sempre più concorrenza, la gente è sempre più attratta da questo mondo e cerchiamo di portare avanti anche quello che magari è un po' l'old school, quello che è stato fatto nel passato dai nostri predecessori. E il settore delle Harley è un settore che conosce crisi? Oggi in Italia tutti i settori conoscono crisi, fortunatamente artigiani bravi come noi che lavorano bene, fanno prodotti di qualità, fanno moto affidabili che funzionano su strada e non solo oggetti di culto da osservare, possono andare avanti. Allora ricordiamo a chi ci ascolta dove vi trovate, qual è il vostro sito internet.
Allora, noi ci troviamo a Napoli in periferia, uscita autostrada Nola, proseguendo verso Pomigliano ci trovate sulla variante 7 bis. Il sito internet è www.harleyevolution.it. E si conclude qui questa puntata di Fiere e dintorni al Motorbike di Verona. Ricordati sempre che Fiere e dintorni è il tuo mondo al cubo.